La Malesia è un luogo ricco di leggende e storie che coinvolgono demoni e spettri, ma il caso che prenderemo in esame in questo video ha suscitato una vera e propria isteria di massa, trascendendo i confini impalpabili del mito. Secondo un'antica leggenda, esisterebbe una creatura chiamata Orang Minyak, il cui nome è traducibile come l'uomo unto. In accordo con il folklore, questo spirito maligno sarebbe un uomo che, tentando di conquistare una donna usando la magia, si è attirato una terribile maledizione che lo ha reso mostruoso. Appare infatti come un essere umano ricoperto da un nero strato di sostanza simile a olio o bitume. In certe versioni, l'Orang Minyak divenne aiutante delle forze del male, che gli conferirono il controllo sulle arti oscure in cambio dello stupro di 21 vergini in 7 giorni. Altri racconti affermano invece che tale personaggio sia uno sventurato posto sotto la volontà di uno stregone malefico. Negli anni 60 del Novecento furono numerose le testimonianze di donne che l'avrebbero avvistato in diverse città malesi, descrivendolo sempre come un uomo nudo dal corpo unto di sostanze oleose. Tali avvistamenti allarmarono al punto la popolazione che molte donne non sposate iniziarono a prendere l'abitudine di indossare abiti maschili sudati, in modo che il mostro, fiutando l'odore di un uomo su di loro, le credesse non più vergini e le lasciasse in pace. Come nel caso del britannico Jack Tacchiamolla, è chiaro che molti molestatori sfruttarono la fama di tale leggenda per compiere le loro malefatte. Nei primi anni 2000 furono segnalati parecchi stupratori armati di coltello che si aggiravano con la pelle ricoperta d'olio, e nel 2012 furono ben 2 i presunti Orang Minyak che furono avvistati presso il villaggio di Kampung Laksamana.